Ci troviamo qui a Montaperto nell'abitazione del presidente della provincia regionale di Agrigento, in questi giorni al centro di una vicenda giudiziaria. Tante le accuse che riguardano proprio questa abitazione. Una delle accuse riguarda le palme, una quarantina di palme collocate qui a Montaperto nell'abitazione del presidente, che secondo l'accusa acquistate dalla provincia regionale di Agrigento, invece dirottate e piantumate qui sul terreno del presidente. Lei su questa accusa cosa si sente di dire? Le faccio vedere cosa accade per le piante con molto spirito di cosa. Le leggo cosa io determino all'agronomo, dicendogli: questa, come vede, è la direttiva del presidenziale, no? Questa direttiva dispone che il direttore del settore edilizia scolastica ed infrastrutture attivino le procedure per l'acquisto delle piante di che trattasi, che vengano attuate a cura del responsabile del servizio le seguenti fasi essenziali del procedimento di cui all'oggetto, osservando i seguenti criteri: ricognizione tecnico-botanica di tutte le piante e conseguente censimento. Quindi questa era già la prima fase essenziale. Seconda fase: definizione e localizzazione puntuale delle piante su mappa, al fine di avere una precisa quanto chiara disposizione ed allocazione delle piante. Una mappa che dice tante piante sono entrate, tante piante abbiamo collocate, ma non finisce più qui. Io aggiungo pure: ci deve essere una idonea documentazione fotografica di tutte le fasi di messa a dimora delle piante. Facciamo un po' di chiarezza prima. Lei in questo atto deliberativo ha dato delle disposizioni al dirigente. Ecco, queste sono le disposizioni. Poi abbiamo un riscontro al consuntivo, cioè tutte le piante sono riscontrabili. Lì, tutte le piante sono riscontrabili, ma lì casca l'asino. Cioè lì ancora c'è un'aberrazione. E allora qual è l'aberrazione? Noi compriamo al prezzo di 9.000 euro 5.500 piante. Si faccia il conto, costano meno di 1,70 euro, no? 5.500 piante. Con un'indagine di mercato fatta dai miei tecnici, il cui valore effettivo reale era sicuramente superiore a 9.000 euro, io non so di quanto si parla. E allora, siccome ancora noi dobbiamo finire di pagare, la provincia ancora deve avere ancora delle forniture da questo vivaio, perché non ha pagato ancora un solo euro. Quindi la provincia o chi può asserire che io ho preso le piante che erano destinate all'ortobotanica e me le sono portate a casa, se ancora non abbiamo fornito se non abbiamo completato la fornitura? Cioè, nel senso che se arrivano 4.000 piante, noi pagheremo 4.000 piante. Se queste 30 piante che io ho avuto in regalo da parte del vivaista, che ricordo non ho mai incontrato, se sono 5.470, se ne pagheranno 5.470.